Il carcere di Agrigento continua a essere al centro dell'attenzione più per i suoi disservizi che per i suoi servizi. Già la settimana scorsa un sit-in di protesta delle organizzazioni sindacali della CISL e della SAP avevano manifestato sotto la prefettura per denunciare le gravi carenze che il carcere Petrusa mostrava, in particolare la denuncia delle condizioni in cui i poliziotti addetti alla vigilanza sul muro di cinta, conosciute come sentinelle, sono costretti a soggiornare in ambienti insalubri, privi talvolta di corrente elettrica e di servizi igienici a norma. Spesso al poliziotto viene anche rimborsato il buono mensa perché non può fruire del servizio, in quanto deve sostituire dei colleghi che mancano per carenza di personale. È proprio questa carenza che fa sì che il poco personale deve fare turni massacrati o rinunciare anche al riposo infrasettimanale. Tra le denunce anche l'aggressione che viene fatta dai detenuti ai poliziotti, spesso e sovente, per non parlare delle carenze strutturali, quali mancanze di docce, illuminazione interna, viene ancora comandata dal poliziotto di turno. Era notizia di pochi giorni fa appunto del fatto che i poliziotti erano costretti a prestare servizio nelle caritte dove piove, ma noi siamo qui anche principalmente per manifestare contro una scelta da parte dell'amministrazione regionale, scelta che ha voluto trasferire 8 unità di polizia penitenziaria dal reparto a favore del nucleo scorte. Noi siamo qua perché ci ridiano la vivibilità all'interno dell'istituto penitenziario, la serenità operativa che in molte occasioni lascia a desiderare. Noi siamo qua anche perché Agrigento è stata dimenticata. La protesta non è passata inosservata ed è stata anche frutto di un'interrogazione avvenuta da parte di uno dei componenti della commissione, Maria Carolina Varchi, del partito della Meloni, Fratelli d'Italia, fatta al capo del DAP Basentini alla Camera dei Deputati durante una pubblica audizione avvenuta lo scorso 5 febbraio. Ad Agrigento il personale del carcere Petrusa ha posto in essere una manifestazione lamentando, oltre alla carenza di organico che è cronica, anche il trasferimento di 8 agenti, se non erro, del nucleo traduzione, proprio nel momento in cui dovrebbero essere incrementate le videoconferenze e questi agenti agevolmente essere destinati ad altre mansioni al fine di colmare almeno in parte quella carenza di organico. Ora anche l'interrogazione parlamentare sulla scrivania del ministro Bonafede sui disservizi di Petrusa. L'atto è scaturito da un'ispezione fatta dalla parlamentare nazionale di Libero Uguali, Giusy Occhionero, lo scorso 22 dicembre in occasione di una visita fatta anche alla nostra struttura per verificare le condizioni di vita e il trattamento dei detenuti. Il parlamentare di Libero Uguali in merito a Petrusa chiederà al ministro notizie sulla situazione della sezione femminile e anche per quella maschile, in particolare la carenza di agenti penitenziari, un'assistenza sanitaria poco efficiente e se sono previste risorse finanziarie per ovviare alla mancanza di pulizia dei reparti, se si prevedono installazioni di docce nelle celle e per i nuovi impianti di riscaldamento di acqua calda nella struttura.